stato? Ma li faccio buttare in prima. Il pennetto mi hai buttato bene. Fatto nuovo. Scenari? Vabbè, vai, vai, Gisana. Signora Nari, e sto parmigiano, ci fate un bucato. Fate un boccato, devi andare. Vai, ti perdono. Uè, ma Uè, hai ma- buttato la pancetta, La pancetta, ci fate un boccato. ti devi andare. Vai, Mia Maria, che sta? di Basilio. Il Basilio. Però ci faccio un bucato e nuovo. E tu mi devi andare. Vai, Io vi ho portato il prezzemolo. il prezzemolo. Però io un bucato nuovo, ci faccio un rosso, guai rosso Bravo, proprio. mi devi andare. Vai. Che Signora Mari, Che fai faccio tu? buttare a Pomarò. A Pomarò. Fatto uguale, è una disgrazia. Pure tu. Vai. Che hai combinato tu? Mi hai Pure ci buttato. faccio nuovo, ma oggi ho portato la panna. A panni, fatto uguale, mi devi andare. Vattene, va, va. Voi avete fatto 7 peccati e me l'avete detto di andare. Io mi astengo dal giudicare perché siamo tutti peccatori. Però mo con questi ingredienti che mi avete portato per farvi perdonare, dovete fare una bella pennetta ai 7 peccati. Grazie. Penne ai 7 peccati. Lo sapete perché si chiamerà così? Perché i peccati sono 7. Panna, pancetta, brutosino, parmigiana, piselli, pomodoro e pennette. E cipolla. In realtà ci vorrebbe un porro, ma io il porro non ce l'ho. E ci ho messo la cipolla. Olio, cipolla e pancetta. Tanta pancetta. Queste ne sono gassate. E la fate rosolare bene, bene, bene. Adesso uniamo i piselli, pancetta, piselli, cipolla e pomodoro. Vieni, mettilo qui la stadia. Guarda come deve diventare il sugo, bello strinto. Poi la pasta è pronta e siamo pronti anche noi. E che peccato che mi fa oggi. Siamo pronti ragazzi. Ecco le pennette, il sugo dei 7 peccati. Voglio, ma se è peccato, che mi fa? Grande peccato, ma non mi ci pure la panna. Parmigiano e vieni. Prezzemolo, voglio, e io sono napolitana, se non quando muore, facciamo mettere la base di cuore. Pronti. Vedete? Di voi a nonna, per assaggiare uno. No a nonnino, un bacio. Ragazzi, com'è? Signora Maria, numero 1 a cucinare. Ciao, salutano.